Giubileo e il mondo del volontariato è l'argomento di questa puntata di Chiesa in Città, assieme al Vescovo Monsignor Trevisi, che saluto e ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Sono in nostra compagnia Elena Clon della comunità di San Martino al Campo. Buonasera. E Roberto Ferri, che è il presidente del Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia. Allora, c'è un appuntamento intanto, no, Monsignor Trevisi? Sì, faremo il domenica 9 marzo, Cattedrale San Giusto, e faremo questo evento, ma l'idea è quella per tutto il volontariato, perché è un mondo così variegato, ma per il quale ci viene la voglia di dire anzitutto un grazie. Per cui certo il Giubileo è segno anche di una gioia per la misericordia di Dio, e che si incontra e si fa incontrare attraverso tante persone. E nei campi più diversi, perché si spazia, ma poi ci sono persone più qualificate su questo, ma mi piace anche come Chiesa poter dire a tutti grazie per quello che stanno facendo. Come sta procedendo, Monsignor Trevisi, quest'idea di giubileo diffuso di cui avevamo incominciato a parlare ancora prima che scattassero gli appuntamenti? Beh, le cose sono molto variegate, molto diverse, nel senso che c'è il decanato che promuove la sua iniziativa, poi c'è la parrocchia, poi ci sono alcuni eventi diocesani e anche per ambiti e settori. Magari sono anche che riguardano alcuni gruppi di persone abbastanza, diciamo così, delle nicchie, come abbiamo fatto il Giubileo della comunicazione, per esempio, o degli artisti. Però è anche bello perché è l'occasione di incontrare altre persone, di fermarsi in un modo un po' pacato, di guardarsi un po' negli occhi e anche avere motivi per i quali ricominciare con maggiore entusiasmo, rimotivarsi per affrontare sfide che la vita e il mondo ce ne presenta sempre. Allora, parliamo invece proprio decliniamo intanto il concetto di volontariato. Volevo sentirlo proprio da entrambi i nostri ospiti, partendo da Elena Clon. Beh, il mondo del volontariato è estremamente variegato, estremamente vario, si occupa di tante cose. Oserei dire principalmente di persone, delle altre persone. Il volontariato nasce un po' anche dalla nostra Costituzione, dall'essere compartecipi del bene comune, del progetto di vita della cittadinanza, delle persone. Nel nostro caso di comunità di San Martino al Campo sicuramente sono le persone al centro, le persone che fanno fatica in generale al centro della nostra attività e che sono seguite, accudite, accompagnate da tutta una serie di operatori e di volontari. Roberto Ferri? Ma io credo che lo scopo fondamentale sia quello di sviluppare l'etica del dono e i principi di solidarietà, perché la nostra società ha fondamentalmente bisogno, soprattutto in queste fasi, che sono delle fasi difficili, complicate dal punto di vista sociale, di sentire la vicinanza e la solidarietà. E soprattutto perché poi la solidarietà si può realizzare solo se c'è il concetto del rispetto. Il concetto del rispetto è il rispetto dell'altro, riconoscersi nell'altro e in qualche modo trovare la propria umanità nel confronto con l'altro. Ecco, lo scopo del volontariato io credo che sia questo, e noi come Centro Servizi Volontariato abbiamo aderito molto volentieri al Giubileo dei volontari, perché credo che questo spirito che deve permeare il volontariato debba essere diffuso, comunicato, proprio perché abbiamo bisogno sempre di più di volontari e in particolare di giovani volontari. Questo è un discorso che abbiamo spesso fatto anche con il Vescovo tempo fa, e magari poi dopo anche ci torneremo. C'è, Monsignore,
volontariato laico e un volontariato religioso, ma penso che poi sono distinzioni che non so fino a che punto hanno senso, no? Allora, devo dire che il volontariato davvero spazia ovunque e quest'etica del dono, della solidarietà, del rispetto è qualcosa che sempre di più vogliamo incentivare. Non siamo semplicemente degli utenti o dei clienti, ma siamo invece dei protagonisti delle nostre comunità. E allora qui altre distinzioni ci sono nella vita, evidentemente ci sono i giovani, ci sono gli anziani, ci sono quelli che vanno a messa, quelli che magari non ci vanno, ma domande di senso ci accomunano tutti e anche io spero e vorrei che sempre di più fosse diffuso e condiviso quell'attenzione nei confronti di chi soffre. Però io penso che, non so, prendiamo la protezione civile, è qualcosa di preziosissimo e ce ne rendiamo conto quando, ahimè, ci sono delle catastrofi e lì ci sono credenti e non credenti. Negli alpini ci sono credenti e non credenti, nella Croce Rossa credenti e non credenti, ma così anche in tante altre realtà che fanno del bene e nella quale c'è una contaminazione. Poi ci sono, è vero, dei volontari, per esempio l'ultima iniziativa che abbiamo messo in campo, abbiamo appena terminato un piccolo percorso di formazione per 40, non li chiamiamo volontari, sono ministri straordinari dell'Eucaristia, che arrivano nelle case degli ammalati e arrivano, sì, portano l'Eucaristia, dunque è veramente per noi la cosa più preziosa, ma poi è una relazione, sì, è un fermarsi a stare insieme, è una compagnia, per cui ci possono essere cose un po' specifiche, ma alla radice c'è il riconoscere il valore dell'altro, che è un fratello, e dell'altro che magari è in fatica. Talvolta ci sono delle organizzazioni che si presentano, se io penso anche a quello che è successo lo scorso anno, la settimana sociale dei cattolici, ma quanto aiuto ci è venuto da persone e da organizzazioni di volontariato che non erano ecclesiali, ma che di fronte a questo evento si sono rese pienamente disponibili. E d'altra parte io penso che anche la qualifica del volontariato, chiamiamolo così, di ispirazione cristiana, è che tu non chiedi a uno se ha una tessera o l'altra, ma tu guardi alla persona, al suo bisogno e cerchi di sostenere e di aiutare. Questo evento allora è aperto a tutti. Ci sarà un momento quello del 9 di marzo, un momento di riflessione, ma sarà anzitutto un momento di condivisione, di incontro, e poi chi vuole ci sarà anche, certo, anche la messa, perché è un rendere grazie a Dio e anche che siamo fatti noi che camminiamo e possiamo guardare al cielo anche per invocare un aiuto di fronte a tante sfide che a volte un po' ci sovrastano. Senta, Elena, la comunità di San Martino al Campo è una di quelle realtà che ormai appunto fanno parte vorrei dire anche della storia della città o comunque della vita quotidiana della città, perché magari se dicessimo storia forse la cristallizzeremmo e non avrebbe grande senso. Ed è tra l'altro una delle realtà anche più ben volute, più stimate. Quanto lavoro c'è dietro tutto ciò? Tanto e c'è tanto dono come è stato detto prima, no? Ci sono tante persone che si dedicano agli altri perché credono nella persona. Logicamente il nostro volontariato è un essere volontario in un'organizzazione che non è che quindi tutti i 200 e passa volontari più tutti gli operatori, che sono tanti, sono circa 50, portano avanti assieme con una vision, una mission uguale per tutti, condivisa da tutti e viene portata avanti in comunità. Infatti anche ci piace molto sottolineare proprio quello che sta nel nostro nome, cioè la parola comunità, che vuol dire fare assieme
è mettere insieme le caratteristiche di ciascuno, i doni che ciascuno ha e che mette a disposizione degli altri, però fatto assieme. Non ci sono battitori liberi, nel senso che tutti condividiamo. Certo, ognuno fa quello che è in grado di fare, che sa fare, che può fare, ma lo fa sempre in un contesto di comunità, e questo penso che sia la cosa che è più bella nella nostra realtà, sinceramente. Laddove invece il centro servizi del volontariato si occupa anche proprio delle tante realtà che compongono il volontariato nella nostra città, e qui torna, come dire, torna alla ribalta quella parola che è anche un concetto e che per certi aspetti è una delle soluzioni a determinati problemi, che è fare rete. Fare rete secondo me è indispensabile, e soprattutto è indispensabile in questo momento. Per quello ben vengano tutte le iniziative che favoriscono l'incontro tra volontari e tra associazioni religiose o laiche. Non ha nessuna importanza, perché il principio è quello del dono, è quello del rispetto, è quello dell'aiuto reciproco. Soprattutto in questa fase in cui le associazioni di volontariato sono sottoposte ad impegni sempre maggiori, a cui soprattutto le piccole associazioni fanno difficoltà ad affrontarle, è necessario in qualche modo favorire la collaborazione tra le associazioni. È indispensabile. Allora devo dire che a volte le associazioni sono un po' in concorrenza tra di loro, no? In concorrenza positiva, nel senso che tutti vogliono agire, però in qualche modo le incombenze, i compiti, ma soprattutto anche l'efficacia dell'azione richiede in qualche modo un incontro tra le diverse capacità delle diverse associazioni, perché le attività sono moltissime, sono diverse, e quindi se riusciamo a combinarle assieme riusciamo a servire, a dare un servizio come dire, di livello decisamente superiore. Tenete presente che l'altra caratteristica del volontariato è quello di essere assolutamente capillare. Lo troviamo in ogni posto, in ogni paese, in ogni realtà, anche laddove il servizio pubblico fa difficoltà di intervenire. E quindi i volontari sono i primi sensori, coloro che per primi sentono se ci sono problemi in una comunità, nelle persone, e possono anche intervenire immediatamente. E questo secondo me è il valore, come dire, universale del volontariato. Mi veniva in mente una cosa, ma che non ha nessun fondamento, perché non si tratta di una traduzione corretta, però se dovessimo tradurre rete secondo una vecchia interpretazione, così forse addirittura autarchica, una delle traduzioni di rete in inglese sarebbe goal, quindi successo, quindi insomma qualche cosa che funziona, no? Quindi fare rete, mi viene in mente Niccolò Carosio, fare rete significa fare gol, significa segnare. Allora, io devo dire questo, che ci sono tantissime realtà di volontariato e tantissime persone che si dispongono a questo, ma è bello quando vedi persone che sono grate, riconoscenti, perché stanno facendo un'esperienza che le arricchisce dal punto di vista umano. Poi è vero che ci possiamo essere, che come Chiesa, come varie realtà di associazioni di volontariato, che abbiamo bisogno di altri che ci danno una mano, perché i bisogni sono enormi. Ma è anche proprio bello quando, essendoci diverse persone, queste colgono che c'è davvero una reciprocità, per cui è bello perché c'è una ricchezza di umanità che tu ricevi e che alimenta la tua umanità. E mi verrebbe da dire che a volte questo è anche molto salutare, perché in qualche modo consente di relativizzare i propri problemi personali, le proprie angosce, e invece accorgersi di altri, dei loro dolori, e che insieme possiamo camminare, insieme possiamo sostenerci. Mi è capitato davvero di incontrare persone nei contesti più diversi che mi hanno detto: ma sa che io sono una sua volontaria, un suo volontario? Io non capivo bene a cosa, in quale ambito si riferivano, e poi appunto mi testimoniavano che quell'essersi messi in gioco
era diventato una ricchezza personale. Non siamo fatti per essere egoisti, siamo tentati continuamente, illusi continuamente che il pensare a noi stesso ci renda felici. In realtà il goal, il successo, è quello di creare delle relazioni, ed è soltanto in buone relazioni, buone perché a volte si sono troppo conflittuali, noi sappiamo che allora diventano sofferenza, ma invece riuscire a creare buone relazioni nelle quali ci sosteniamo gli uni gli altri. Abbiamo ancora 4 minuti scarsi. Una domanda che pongo a tutti e tre a questo punto: come si attirano, è brutto, come si coinvolgono i giovani a questo punto? Perché uno dei grossi problemi è proprio questo. È una domanda impegnativa, offrendo loro delle attività nelle quali possano sentirsi protagonisti, possano sentirsi utili che è lo stesso criterio con il quale si attirano gli adulti, insomma. Sì, per così. Sì, tra l'altro. Sì, sì. Però i giovani hanno, dipende anche, noi abbiamo i volontari più giovani, sono tantissimi, ma vabbè, i volontari più giovani sono quelli che lavorano in dormitorio perché possono una fascia, perché certo, lo possono fare nella fascia serale, così. Altri giovani li abbiamo nella scuola di seconda opportunità perché si sentono più affini ai ragazzini che vengono accolti in quella realtà. Per cui sì, i giovani si attirano soltanto con le attività, con l'essere che viene loro proposto, non ci sono dal mio punto di vista altre strategie particolari per farlo. Con il nostro essere, con il nostro operare si possono attirare. Ferri? Ma secondo me in maniera molto semplice, ascoltandoli e coinvolgendoli. Cioè non dobbiamo semplicemente trasmettere ai giovani le nostre convinzioni, ma dobbiamo capire quali sono in questo momento storico le cose, gli ideali che li muovono. E allora i giovani ci stanno. Se noi ci collochiamo molto spesso su un livello troppo alto, in cui siamo convinti noi che quello che abbiamo fatto da giovani continua a essere giusto anche dopo, vuol dire che chiudiamo rispetto ai giovani. I giovani sono disponibili, che se ne dica, a fare volontariato, però bisogna dargli la disponibilità. Signore? Sarebbe bello rilanciare anche di più il servizio civile volontario, anche a Trieste, per cui aumentare che i giovani possano sperimentarsi in questo ambito. E io penso, come è stato detto, che è una luce che accende una luce, è proprio quel passaparola, quella testimonianza nella quale mostriamo che davvero è bello e ci arricchisce. Penso che i giovani oggi non può essere la dimensione volontaristica per la quale li mettiamo soltanto nella forma del dovere di cittadinanza, ma è anche in quella che è un arricchimento per la loro stessa umanità e la loro stessa persona. Certo, a volte li abbiamo riempiti, magari anche per far su soldi, di tante illusioni che bisogna occupare il tempo in tante prospettive, che a volte crescono fin da bambini che non hanno tempo per la gratuità. Ma l'amicizia, la nostra umanità ha bisogno anche di relazioni di gratuità. Chiudiamo questa puntata. Grazie ai nostri ospiti, noi ci vediamo come sempre la prossima settimana. Grazie a tutti, arrivederci. Vabbè, perfetto.